Tratto dalla tragedia, i genitori di Mattia Battistetti, morto sul lavoro a Montebelluna, chiedono giustizia. Non sono morti bianche, ma drammi evitabili. Sempre più poveri e precari, impitosa la fotografia scattata da CGIL e Cisle Win in vista delle celebrazioni per il 1° maggio. Il caro bollette e materie prime porta diverse aziende a chiedere la cassa integrazione. La diocesi di Treviso, la prima in Italia a progettare un sistema che grazie al fotovoltaico sosterrà le bollette elettriche delle famiglie in difficoltà. Paura del pomeriggio a San Fiordo, un valvivente fingendosi operatore INPS è riuscito a entrare a casa di un novantenne spingendo la terra e rubandogli 2.500 euro, l'anziano medicato in ospedale. Furto in un market di Cessato, chiuso per la pausa pranzo, i ladri fuggono con 2.000 euro, l'amarezza dei titolari ai nostri microfoni. Furgone travolge un'auto durante un sorpasso a un incrocio a Borso del Grappa, il sindaco posta il video shock dello schianto come monito agli automobilisti. A Macerata in questi giorni la polemica di animalisti e opposizioni sulla realizzazione di una pista per levrieri, il sindaco chiarisce nessuna gara sarà in concessione all'ente nazionale di cinofilia. Domenica a Treviso il ritorno della tradizionale corsa dei camerieri, per la prima volta in gara anche lo storico ristoratore Giacomino Benvenu che a 80 anni torna a correre con il vassoio per dare l'esempio ai giovani. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano la cronaca di un evento che è successo esattamente un anno fa. Un anno fa vi stavamo raccontando in questo telegiornale il tragico incidente sul lavoro nel quale perse la vita Mattia Battistetti a Montebelluna, travolto da un carico di 15 quintali. 12 mesi dopo, in vista ormai del 1° di maggio, a pochi giorni dal 1° di maggio, la famiglia di Mattia Battistetti continua a chiedere giustizia e chiede ancora a gran voce, con la voce rotta dall'emozione, che questa strage si fermi. Tutti dicono sono morti bianche. Vi assicuro di bianco non c'è niente, assolutamente niente. C'è il dramma, c'è il dover andare avanti giorno dopo giorno e basta. Da noi da quel 29 aprile, un anno ormai che non abbiamo più voglia di niente, ecco, solo di chiedere giustizia e che sia rispettato nostro figlio e come nostro figlio tutte quelle persone che sono andate al lavoro e non sono più tornate a casa. Un anno senza Mattia, eppure in questo condominio di via Magellano Montebelluna, Nuovo di Zecca, sembra non essere successo nulla se non fosse per questi fiori e le lacrime di una madre, un padre e una sorella. È la mattina del 29 aprile 2021 quando Mattia Battistetti, operaio di 23 anni, viene travolto e ucciso da un bancale di impalcature del peso di 15 quintali. Per quei fatti è stata aperta un'inchiesta, 8 gli indagati tra vertici aziendali e responsabili del cantiere. L'ipotesi di reato è omicidio colposo e si attendono decisioni da parte del Tribunale di Treviso, anche se mamma Monica non ha dubbi. Mattia è stato ucciso dal carico che si è sganciato dalla gru perché mancavano dei pezzi. Quindi questo è una cosa imperdonabile. Si poteva benissimo evitare, ma purtroppo il dio denaro, il far presto, è quello che importa. In memoria di quel figlio, i genitori speravano in un piccolo gesto. Avevamo chiesto che venisse mantenuto il ricordo di Mattia con un pezzettino d'erba e qui dietro ci siamo trovati un tombino. Questa è la sensibilità, ma non importa. Oggi i miei genitori hanno portato una piantina, i miei genitori di 80 anni hanno portato una piantina per ricordo di Mattia. Purtroppo dopo un anno è cambiato che nulla, perché il dolore è sempre lo stesso di quella mattina che ero qui. È cambiato che hanno finito il fabbricato che stava costruendo Mattia, però nella nostra vita purtroppo è tutto come quel giorno lì, tutto il buio, tutta la tristezza, la malinconia, la mancanza che si sente dal mattino alla sera, quindi purtroppo è sempre uguale. Un dolore che ancora mutolisce. Papà Giuseppe non riesce a parlare, la mente e il cuore sembrano fermi a quella mattina di un anno fa. L'unica carezza al cuore arriva da chi a Mattia ha voluto bene. È il caso di una coppia di amici, Eleonora e Sebastiano. Che ieri sono diventati nuovamente genitori di 2 gemelli, Mattia e Vittoria. Grazie per averci onorato con il nome di Mattia. Grazie.
La sicurezza sul lavoro è uno dei temi sempre urgenti per quanto riguarda appunto il mondo del lavoro, ma poi c'è anche i lavoratori, c'è il tema del precariato e di lavoratori sempre più poveri. È impietosa la fotografia scattata da CGIL e CISL UIL in vista del 1° di maggio, un 1° di maggio che vedrà i sindacati tornare in piazza a Treviso, caro bollette e materie prime, che porta anche diverse aziende a chiedere la cassa integrazione. Ci sono disponibilità di posti di lavoro, ma i posti di lavoro a disposizione sono posti di lavoro che non hanno stabilità. La maggior parte sono posti di lavoro precari. Il lavoro c'è, ma è sempre più precario. Questa è la fotografia scattata da CGIL e CISL UIL in occasione del 1° maggio. Nella Marca le nuove assunzioni nel 2021 sono state 124.000, con un saldo rispetto all'anno del lockdown più duro di oltre 9.000. Di queste solo il 22% è un contratto a tempo indeterminato ed è boom di lavoro somministrato. Tendenza che nelle stesse ore viene confermata anche dall'ente bilaterale del commercio, dove si evidenzia però come tra gli under 30 stia cambiando l'approccio al concetto tradizionale di lavoro. In ogni caso, denunciano i sindacati, ci sono ancora troppi net, solo nella Marca 19.000. Resta la piaga di chi non si avvicina né al lavoro e neanche alla scuola, proprio magari anche scoraggiato da una situazione che non favorisce una prospettiva. Al precariato, evidenziano i sindacati, si aggiunge anche il caro bolletta e più in generale il caro vita. Serve quindi intervenire sugli stipendi. C'è bisogno di risposte efficaci, rapide da parte del governo, ma soprattutto da parte delle nostre controparti datoriali. Dobbiamo sederci a un tavolo e stabilire le condizioni per il recupero salariale del potere d'acquisto dei salari. Se non facciamo questo rischiamo un declino sociale e soprattutto anche il rischio di far perdere quella coesione sociale che è stato il punto di forza che ci ha fatto superare la pandemia. Rialzi dei prezzi che innescano un pericoloso effetto domino, avverte la UIL. Succede che mancano le materie prime, succede che mancano i semilavorati, il costo dell'energia sta incidendo sulle produzioni, le aziende in questo caso stanno cercando di fare delle scelte e quindi stanno utilizzando sempre di più la cassa integrazione per riuscire a contenere i costi. Anche nella Marca purtroppo lo stiamo registrando tramite i nostri delegati all'interno delle aziende e questo è un fenomeno che ci sta molto preoccupando. Restano poi i temi della sicurezza sul luogo del lavoro, ancora troppi di incidenti, tutte questioni che tornano in piazza dopo 2 anni di pandemia. A Treviso l'appuntamento è per le 10 di domenica in centro, con concerto finale di Radio Fiera e un messaggio chiaro guardando al conflitto in Ucraina. Abbiamo bisogno di ristabilire condizioni di pace perché il lavoro si costruisce se c'è la pace e soprattutto tutti quanti siamo chiamati a costruire la pace. Allora, caro bollette, abbiamo sentito che incide moltissimo sui lavoratori sempre più poveri. Si cerca allora di trovare qualche soluzione. Ad esempio, la diocesi di Treviso è la prima in Italia a progettare un sistema che grazie al fotovoltaico sosterrà le bollette elettriche delle famiglie in difficoltà. Sentiamo. Economo, ma cosa c'entra la diocesi di Treviso con il fotovoltaico? Grazie alla comunità energetica rinnovabile, che è un insieme di persone, enti pubblici, imprese che condividono energia rinnovabile e pulita, andremo a pagare le bollette dei più poveri. La Chiesa trevigiana è la prima diocesi in Italia ad aver elaborato un progetto di comunità energetica legata al fotovoltaico con lo scopo di sostenere le famiglie più bisognose. Del resto, dall'Osservatorio Caritas sono in costante aumento le richieste di contributi per pagare le bollette di gas e energia elettrica. E proprio per quest'ultima, il primo economo laico della storia della Chiesa trevigiana ha elaborato su indicazione del Vescovo Tomasi un ingegnoso meccanismo che abbina l'energia pulita a dei bonus statali. Diciamo che il punto più alto del senso della comunità energetica è l'autoconsumo istantaneo. Produco 100 in questo istante e consumo 100. Se consumo 80, la comunità deve cercare altri 20 di consumo. Ecco la necessità di trovare anche le famiglie povere che non riescono a pagare le bollette ma che possono consumare, perché lo Stato dà il massimo di bonus solo se consumi il 100%. Per comunità energetica si intende l'insieme di enti ma anche di aziende private o singole famiglie con impianto fotovoltaico che mettono insieme la loro produzione ma non devono fare profitto. L'utile derivante o viene reinvestito nell'ammodernamento degli impianti oppure versato agli appartenenti alla comunità che sono puri consumatori. Ecco perché nel progetto del Vescovo c'è la volontà di rendere elettricamente autosufficiente a ogni parrocchia, dotandola di pannelli fotovoltaici. Quindi avremo tutte le chiese coperte di fotovoltaico? Non proprio le chiese, che sono beni vincolati, ma tutti i tetti buoni, si dice, disponibili, centri parrocchiali, oratori. E tutto questo per i poveri? E tutto questo
anche per i poveri. Poi ci sono i comuni che cercano soluzioni a zero branco, una maxi manovra comunale contro il caro bolletta. Abbiamo approvato 30.000 euro di contributi per le bollette per le famiglie in difficoltà. Effettivamente il caro energia sta pesando tanto sia sulle casse comunali ma anche sulle famiglie, e noi abbiamo voluto dare un segnale forte, un segnale condiviso tra l'altro con tutti i gruppi del Consiglio Comunale. Il voto è stato unanime e forse non poteva essere altrimenti vista l'urgenza della questione. Il comune di Zero Branco risponde così al caro bolletta che sta attanagliando le famiglie. 30.000 gli euro messi a disposizione dei redditi più bassi, mossa analoga anche per le piccole imprese. In questo caso il capitolo di bilancio prevede uno stanziamento complessivo di 15.000 euro. Per far fronte all'aumento e al caro energia che anche loro stanno subendo. Ricordiamo che alcuni di loro ormai da 2 anni non riescono a lavorare con continuità e quindi era un segnale che dovevamo dare. Altri 15.000 euro sono stati deliberati a favore delle attività estive dedicate ai giovani una volta finite le scuole, contributi che l'amministrazione è riuscita a trovare tra le pieghe della contabilità comunale grazie a un investimento fatto in passato, una buona pratica energetica che adesso fa la differenza. Avevamo sostituito nel 2015 l'illuminazione pubblica stradale, quindi i classici lampioni, attraverso un project financing, e questo ci consente ad oggi, con una spesa massima stimata per il 2022 di 10.000 euro, di far fronte a tutto il caro energia. Quindi nel comune di Zero Branco non si spegnerà nessun lampione perché a noi il caro energia costerà 10.000 euro. Noi siamo riusciti a far fronte nel tempo anche a questi aumenti di energia e quindi siamo riusciti a liberare alcune risorse che poi possono essere messi a aiuti e a sostegno delle attività del comune. Poi c'è il rincaro delle materie prime che attanaglia soprattutto chi si deve occupare di cantieri, di strade, di manutenzioni. Sentite. La guerra in Ucraina sta mettendo a rischio anche i cantieri e le opere di manutenzione in atto nel Veneto e in capo alla regione, e non soltanto per quanto attiene gli interventi di tipo straordinario, ma principalmente anche per quelli di natura ordinaria. Grossissime difficoltà, e vedremo in futuro, perché se c'è un aumento dei prezzi come quello che c'è stato fine 2021, inizi 2022, diventa sempre più difficile fare opere. Così Veneto Strade, che per la regione gestisce 1.100 km di reti stradali dei 1.800 complessivi, sempre di competenza regionale, di cui 700 nella provincia di Belluno. Quello dei prezzi sta diventando un problema giornaliero, prosegue l'ingegnere Vernizzi, dirigente di Veneto Strade. Perché ci sono stati aumenti, vi do un'idea, per esempio il bitume, quindi serve per gli asfalti, dai 700 euro tonnellata di inizio anno è andato a 780 euro tonnellata, quindi sono 80 euro in 3-4 mesi, insomma, quindi sono aumenti consistenti. Vi dico un'altra cosa, gli interventi che abbiamo nel Bellunese sulla 251 per mettere le reti di protezione dei massi, in questo momento abbiamo difficoltà a farli perché la maggior parte delle reti sono prodotte in Ucraina. Non lo sapevo prima, però sono prodotti in Ucraina, quindi ci sono delle grossissime difficoltà. Reti in acciaio e ferro, quest'ultime, per le quali ora si sta cercando un produttore italiano. Però bisogna trovare una soluzione, insomma. Dobbiamo aspettarci un progressivo forse aumento anche dei costi del pedaggio più avanti. Mi sta facendo una domanda da non so quanti miliardi di punti, non lo so. Non so rispondere a questa domanda perché dipenderà. Certo che se continuano a aumentare i prezzi, alla fine aumenteranno anche i pedaggi, questo è evidente, insomma. Torniamo alla cronaca, l'ennesima rapina in casa ai danni di un anziano, stavolta a San Fior, vittima un uomo di 90 anni. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi quando un individuo al momento ignoto che si è spacciato per un dipendente, un operatore dell'INPS, con la scusa di informarsi sulle pensioni, è riuscito ad accedere nell'abitazione del novantenne, inducendolo poi a farsi accompagnare in camera da letto. Ne sono seguiti attimi drammatici. Dopo aver spintonato l'anziano e fattolo cadere, il rapinatore si è impossessato di 2.500 euro in contante. Da lì poi la fuga. Le ricerche del malvivente sono portate avanti da diverse pattuglie della compagnia dei carabinieri di Conegliano, che sono state fatte convergere nella zona. Del bandito per ora non c'è traccia. Nell'abitazione è in corso il sopralluogo dei militari dell'Arma, la ricerca di elementi e tracce utili per identificare l'uomo. Le condizioni dell'anziano, ricorso alle cure dei sanitari, non desterebbero fortunatamente preoccupazione.
A Cessalto invece un raid dei ladri in un market in pieno centro durante la pausa a pranzo. 2.000 euro di bottino e poi l'amarezza dei titolari. Colpo ieri pomeriggio in questo market di via Roma Cessalto. Sono circa le 14:30. In quel momento il negozio è chiuso per la pausa pranzo. Uno dei dipendenti esce per prendere un caffè nel bar distante pochi metri. La sfortuna ha voluto che il ragazzo si assentasse per andare a bere un caffè, quindi ha solamente chiuso il supermercato, ha spento le luci e non ha attivato l'antifurto, ma era anche impensabile, immaginabile che uno in 10 minuti arriva in pieno giorno, fra l'altro. A quel punto entrano in azione 2 ladri con il volto travisato da un casco. Uno di loro, dopo aver forzato la porta laterale di emergenza, si introduce nel market, fulminea la sua azione. Nel giro di 1 minuto o 2 si sono recati verso le casse, hanno rubato i contanti, l'incasso della mattinata. Con circa 2.000 euro in contanti i ladri fuggono facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente non c'era nessuno dentro, quindi abbiamo anche evitato magari possibili incidenti, insomma, che si possono verificare in queste occasioni. Le indagini sono condotte dai carabinieri che dovranno chiarire se i 2 ladri di Cessalto siano gli stessi che hanno colpito con modalità simili qualche giorno fa a Villorba. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza interno al market. Si vede chiaramente l'entrata del malfattore, perché uno poi aspettava fuori in moto e l'altro è entrato, e si vede appunto che entrano e rubano l'incasso. I ladri avrebbero controllato i movimenti all'interno del negozio prima di mettere a segno il loro piano. Dalle immagini si capisce che loro arrivano con la moto, guardano dentro, controllano c'erano le luci spente, controllano se c'è qualcuno e poi entrano. Per Bozzato si tratta del primo furto subito e l'amarezza ora è tanta. Si fa fatica tutti i giorni a portare avanti un'attività con tutte le spese che ci sono, poi succedono queste cose e veramente ti mettono tristezza, amarezza e dici sei veramente vulnerabile perché in qualunque momento può succedere veramente di tutto. E adesso i drammi sulle strade. Solo ieri abbiamo raccontato purtroppo dell'ennesima vittima, la 22enne di Vidor, morta a Carano di San Marco. C'è stato un altro incidente nel pomeriggio sulla strada per Salvatronda a Castelfranco. Un'auto si è scontrata con un furgone. Inizialmente le condizioni dell'automobilista sembravano gravissime, con l'elicottero del SUEM intervenuto sul posto. La paura iniziale è però fortunatamente rientrata. Il conducente ha riportato ferite ma è fuori pericolo. Il traffico è evidentemente in tilt anche per l'ora di rientro. E poi le immagini scioccanti di un incidente avvenuto a Borso del Grappa il 23 marzo scorso, ma in queste ore il sindaco ha postato le immagini delle telecamere di sicurezza. Fortunatamente non è un incidente mortale, ma poteva sicuramente esserlo, e questo l'elemento drammatico, e il sindaco ha postato questo video come monito per gli automobilisti. La Punto comincia a svoltare, ma in un attimo un furgone piomba addosso alla vettura, trascinandola per metri, rivoltandola mentre invade il parcheggio vicino alla pensilina del bus e danneggiando un'altra auto in sosta. Le istantanee shock di un incidente avvenuto il 23 marzo scorso in pieno giorno a Borso del Grappa. Ore 14:36, via Molinetto, incrocio con piazza Canal, come ha scritto lo stesso sindaco Flavio Dall'Agnol, postando sulla sua pagina Facebook il video della telecamera di sicurezza. Un vero e proprio monito a tutti i cittadini. Quell'incidente non ha avuto fortunatamente conseguenze tragiche. Il passeggero della Punto se l'è cavata con ferite non gravi, l'autista del furgone illeso, ma è stato soltanto un caso. E vengono i brividi solo a pensare a cosa sarebbe accaduto se un pedone e un ciclista si fossero trovati a camminare in quel tratto tra parcheggio e aiuola. Il guidatore del furgone ha infranto simultaneamente una raffica di norme del codice della strada, non ultimo la velocità, prossima ai 100 km all'ora in un centro abitato. E per questo è stato adeguatamente sanzionato. Ma è già il terzo incidente con feriti in 6 mesi lungo la strada provinciale 26, in un tratto di appena 150 metri. Troppi per aspettare che si debbano contare anche vittime. Così, dal sabato santo è stato installato un nuovo autovelox, attivo in entrambi i sensi di marcia. Obiettivo la deterrenza lungo la strada, dove sono stati registrati più volte veicoli capaci di arrivare a 130 km all'ora in centro abitato. Proiettili potenzialmente mortali, perché non ci si può affidare, come è avvenuto il 23 marzo scorso, alla sola fortuna. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta per parlare di siccità.
Rieccoci in diretta, dunque la siccità ora con il presidente della Coldiretti di Treviso che oggi ha lanciato l'ennesimo appello alla Regione e in particolare all'assessore Bottacci. La Regione si deve attivare per fare tutto quello che è possibile appunto per creare questi invasi. Un deve che sottolinea la preoccupazione degli agricoltori trevigiani per la mancanza d'acqua. Un imperativo che arriva dopo settimane di annunci su un possibile piano cave dismesse, fino a ieri considerate scempio del territorio ed ora possibile soluzione alla sempre più cronica siccità, non solo estiva. Al momento però, sottolineano le rappresentanze degli agricoltori, di concreto non c'è ancora nulla, ipotizzando un rimpallo tra assessorati, ovvero tra Federico Caner, titolare dell'agricoltura, e Giampaolo Bottaccine, che ha competenze sull'intero sistema idrogeologico veneto. Intanto il tempo passa e le preoccupazioni salgono in tutto il mondo agricolo e non solo. Abbiamo anche fatto un gruppo con Confagricoltura e CIA perché vogliamo sensibilizzare in primis la Regione, perché riteniamo che sia fondamentale, lo vediamo in questo momento qua ma non solo adesso, che se avessimo dei serbatoi, avessimo dei bacini che ci permettono di fare riserve, potremmo pensare comunque di affrontare il primo dell'estate con altri, diciamo, con più ottimismo, cosa che purtroppo oggi non siamo in grado di fare. Siamo sotto il 50% e la situazione non è sicuramente rosea per il futuro. E per chi dalla Regione dice che è un problema di prezzo con i cavatori, la risposta arriva direttamente da Roma. Attraverso i soldi del PNRR e il prossimo bilancio dello Stato, con la conferenza Stato-Regioni che ha proprio quell'obiettivo, trovare una mediazione tra lo Stato centrale e le Regioni, le soluzioni arriveranno, devono arrivare nell'interesse di tutti i cittadini. Adesso a Maserata, dove da giorni tiene banco la polemica sulla realizzazione di una pista per levrieri, il sindaco però chiarisce alcuni punti. È una tempesta in un bicchiere d'acqua. Sono state volutamente veicolate informazioni inesatte. Il sindaco di Maserata tenta di mettere la parola fine alla polemica scoppiata in questi ultimi giorni quando si è diffusa la notizia della realizzazione di una pista per levrieri. Ad insorgere anche le associazioni animaliste, con la LAV che ha affidato ad un comunicato la sua posizione. Ci riserviamo di analizzare tecnicamente la possibilità di un ricorso verso la concessione, ma ancora prima di valutare eventuali profili di illegittimità amministrativa. Ci teniamo a sottolineare l'aspetto dello sfruttamento di questi animali nelle corse, si legge nella nota della Lega Antivivisezione. E allora è il sindaco Marini a fare chiarezze e a spiegare le finalità della pista data in concessione all'ENCI, l'ente nazionale di cinofilia italiana. È un istituto che ha 140 anni di storia, è riconosciuto dallo Stato ed è sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dell'Agricoltura. ENCI non organizza gare, ENCI organizza prove di lavoro e verifiche zootecniche che per la razza dei levrieri consiste sostanzialmente in attività di racing e di coursing. Si è parlata di gare clandestine, di scommesse clandestine, di maltrattamento di animali. Niente di più sciocco. Il progetto della pista era approdato in Consiglio Comunale lo scorso giugno. Tutti, quindi, continua il sindaco, ne erano a conoscenza. All'impianto, che dovrebbe essere completato entro un mese, non potrà accedere nessuno all'infuori dell'ENCI sotto il controllo dell'amministrazione comunale, che, sottolinea Marini, ha al suo interno un assessorato alla tutela e al benessere degli animali, ad indicare la nostra attenzione per gli amici a quattro zampe. Ma il sindaco si toglie un altro sassolino dalla scarpa, rispedendo al mittente le accuse di scempio ambientale per realizzazione della pista, che ricorda aver ottenuto il nulla osta del genio civile della sovrintendenza ai beni paesaggistici e ambientali. L'area della futura pista per i cani è in continuità con gli attuali impianti sportivi. Il cosiddetto parco del Parabaie, che i cittadini maseratesi conoscono benissimo, è sempre al suo posto, perfetto e intatto. La pista è un anello di sabbia. Ditemi cosa c'è di più naturale della sabbia. L'anello, la pista, sarà semplicemente chiusa e contornata da una semplice rete alta circa 1 metro, che sarà a sua volta contornata da una siepe. Torniamo a Treviso, una notizia importante per chi ha seguito in questi anni le vicissitudini di Fondazione Cassamarca, perché il board di Fondazione ha approvato oggi il bilancio per l'esercizio 2021, registrando un utile di 14,3 milioni di euro, dato che rientra in territorio positivo dopo 8 anni di perdite. Nel 2019, anno del suo insediamento da presidente, ricorda Luigi Garofalo, il rosso era di oltre 77 milioni, accompagnato da un indebitamento bancario per quasi 200 milioni di euro, oggi azzerato. Dunque lo storico rosso di Fondazione
Fondazione Cassamarca, che non solo è azzerato, ma c'è anche un utile per la prima volta dopo 8 anni. E intanto da Treviso, sempre da Treviso, segnalazioni per i numeri dei parcheggi che risultano in parte spesso cancellati e illeggibili. Sentiamo. Io mi sono già attivato per questo, perché me ne sono reso conto, devo dire, anche personalmente, quindi alcune note ai gestori della sosta sono già partite. Anche il vice sindaco di Treviso De Checchi ha dovuto fare i conti con il problema legato ai numeri seriali corrispondenti ai parcheggi a pagamento della città. In diversi punti, infatti, le indicazioni numeriche sono in parte cancellate, rendendo complicato per i cittadini, ma per chiunque arrivi in centro storico, inserire il numero corretto al momento del pagamento della sosta. E allora c'è chi cerca di interpretare le cifre corrette, chi ripercorre avanti e indietro la via nel tentativo di ricostruire il numero per intero. Fatto sta che è un problema che per Casugana va risolto in tempi brevi. Mi aspetto che l'attuale gestore ponga rapidamente una soluzione a questa problematica che deve essere definitivamente bypassata dal nuovo gestore della sosta. All'orizzonte infatti c'è il nuovo bando per la gestione del servizio. Considerato che il bando per la nuova gestione della sosta è in prossimità, sarà uno degli elementi nei quali punteremo moltissimo per il nuovo gestore. E chi dovesse inserire nel parchimetro il numero sbagliato, che venga segnalato in modo tale che il gestore possa anche prendersi cura di quegli elementi o quegli errori che in qualche modo ha causato. Intanto Casugana si prepara agli eventi del Maggio Trevigiano. Treviso città sempre più turistica, con presenze nei fine settimana che superano le 200.000 unità. Numeri entusiasmanti per il sindaco Mario Conte, che da tempo ha chiesto ad assessori e uffici relativi di elaborare un piano di eventi mensili il più possibile spalmati lungo le settimane. Così nasce il Maggio Trevigiano, con oltre 30 appuntamenti tra quelli già fissati e quelli che ci si aspetta vengano organizzati anche da negozianti e ristoratori. Stiamo vedendo turisti dal lunedì alla domenica, non più soltanto al sabato domenica, e quindi è bello pensare che nel mese di maggio e anche negli altri mesi ogni giorno ci sia un'opportunità culturale, sportiva o enogastronomica. E Treviso è a tutti gli effetti una città turistica, ce lo dicono i turisti che vediamo tutti i giorni girare con le cartine geografiche, con i telefonini in mano per conoscere la storia e le bellezze della nostra città. Ringrazio tutte quelle guide turistiche che stanno facendo un lavoro straordinario, e ringrazio quei turisti che una volta tornati nel loro paese lasciano delle recensioni bellissime sulla nostra città, che innescano un volano che porterà dei risultati straordinari nei prossimi anni. Ecco perché dopo il Maggio Trevigiano è già allo studio il calendario di giugno, per poi arrivare all'estate trevigiana. Eventi di sport come la Treviso Rosa il 7 maggio o l'arrivo del Giro d'Italia il 28, ma anche il mercatino del riuso il 29 maggio sulle mura o i libri in loggia il 21. Poi ci sono i tanti eventi dedicati alla tavola, come le cime di Asparago col raditico Verdon l'8 maggio o il Venezia Tasting il 14 e 15 maggio, con degustazioni e banchi d'assaggio di vino in diversi punti del centro storico. Non è che sia una riedizione di un'ombra longa? No, assolutamente, è una manifestazione altamente culturale fatta con l'associazione dei sommelier. Però c'è la degustazione sul banco come era l'ombra longa, non è che poi arrivino i classici che pensano invece di ubriacarsi. Ma no, qualcuno può venire qui anche con quell'idea, di certo rimarrà un po' deluso. E il primo evento del Maggio Trevigiano in ordine cronologico sarà domenica, il ritorno della corsa dei camerieri. E nella notizia tra i partecipanti un volto storico della ristorazione trevigiana. Giacomino, ma chi glielo fa fare di correre il 1° maggio con il vassoio a 80 anni? Sono veramente orgoglioso di fare questo per dimostrare a tantissimi giovani che non vogliono fare questo lavoro che questa è una missione. Una missione che Giacomo Benvenu, per tutti i Giacomino dell'incontro, sta svolgendo da sempre, alla quale si aggiunge, ma solo per domenica 1° maggio, quella di portare al termine la corsa dei camerieri. A stimolarlo, se così si può dire, è un suo grande amico e cliente, Giorgio Fantin, che in ogni modo sta portando invece avanti le tradizioni trevigiane. E finalmente ho anche delle belle adesioni. Sono più donne fino ad oggi. Una mi ha detto una volta lavorava: quante donne ci sono? Perché mi bisogna che vince che c'è Pasquei. Perché oltre
oltre alla gloria comunque ci sono diversi premi in denaro per chi partecipa. Non è il caso di Giacomino, che invece punta tutto sull'esempio ai giovani. Siamo i più belli, dobbiamo dare un servizio alla città, ai nostri ospiti che arrivano da tutti i continenti, dobbiamo essere presenti. È un orgoglio per la città, io vado per la mia città. Ma anche faticosamente, almeno stando al tracciato, è quello che si deve portare al traguardo. Si parte dal battistero del Duomo e si arriva in Corte San Parigi, un vassoio che con il bordo rialzato ha una tazza di caffè, chicchera caffè e piattino, una birra chiusa, non aperta, 2 bicchieri di vino rosso, così si vede che spande. Ma Giacomino, dall'alto dei suoi 80 anni, non cede un millimetro del suo entusiasmo, al punto da rispolverare orgogliosamente la sua bandiera, divisa da cameriere. Domenica 1 maggio sarò in città alle ore 11 in passeggiata su tutti i viotti della città con questo fifì nero e con la giacca bianca come i tempi che fu. Io ho 65 anni in questo lavoro, questa l'ho portata tantissime volte nel mondo intero e sono veramente felice di dimostrarla. Complimenti davvero, ma vediamo allora che tempo farà in questo weekend, lo chiediamo come ogni venerdì al generale Iannicelli. Permane su di noi un campo di alte pressioni, non intenso, però abbastanza forte da proteggerci dal grosso dei sistemi perturbati che interessano soprattutto le Alpi. Tuttavia è un'alta pressione, dicevamo, non molto intensa, quindi qualche volta lascia passare qualche impulso di aria instabile. Vedete dalla carta del tempo prevista per domenica, segnaliamo proprio questo impulso che attraverserà le nostre zone, quindi darà qualche pioggia sui rilievi e da noi della nuvolosità irregolare, con possibilità, anche se non molto alta, di qualche precipitazione sparsa. Però più in dettaglio prevediamo per domani una nuvolosità abbastanza attenuata, cielo in prevalenza poco nuvoloso per gran parte della giornata, dalla serata un peggioramento, poi per domenica dicevamo un aumento della copertura e qualche possibilità, le probabilità non sono alte ma dobbiamo dirlo, c'è la possibilità di qualche brevissima precipitazione, più probabile, questo sì, sui rilievi. A seguire poi ci aspetta una settimana entrante all'insegna della variabilità, quindi avremo ampie schiarite, però avremo anche degli aumenti della nuvolosità e qualche pioggia a carattere intermittente, questo per quasi tutta la settimana. Intanto per le prossime 48 ore il vento è di direzione variabile piuttosto debole, le temperature si mantengono su questi livelli, le minime 12, 13, anche 14 gradi, le massime da 19 ai 22 gradi, siamo in media insomma col periodo. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. Adesso le notizie dal Bellunese. E c'è la cronaca in primo piano perché da Belluno, da una scuola di Belluno, è iniziata un'inchiesta, un'indagine della Polizia Postale di Belluno che ha portato a identificare un 50enne vicentino, l'accusa adescamento di giovanissime studentesse minorenni con i social. Adescate, l'identikit delle vittime è sempre lo stesso, giovani, adolescenti, studentesse, adescate in quella realtà virtuale chiamata internet che falsa le distanze, che altera la percezione del pericolo. L'ultima indagine della Procura della Repubblica di Venezia scatta quando una scuola di Belluno lancia una segnalazione. Alcune ragazze raccontano di essere state contattate su una piattaforma social molto diffusa tra gli adolescenti da un profilo privato e sconosciuto che, dopo aver ottenuto l'amicizia, entra in confidenza con le giovani fino a chiedere foto e video a sfondo sessuale. È il settembre del 2021, siamo in piena emergenza sanitaria. I ragazzi, con le limitazioni anti-Covid, trascorrono più tempo sui social. Una situazione che favorisce le condotte criminose dei malintenzionati sulla rete che utilizzano falsi profili per conquistare la fiducia dei più giovani, per poi tentare di manipolarli sfruttando la loro vulnerabilità. Per questo le forze dell'ordine prestano massima attenzione a qualsiasi piccolo segnale per intervenire immediatamente. In questo caso le indagini della Polizia Postale di Belluno portano gli investigatori a risalire allo smartphone e alla SIM utilizzata per l'adescamento. Viene così identificato un vicentino di 50 anni. Ora sono in corso ulteriori indagini per verificare se siano state avvicinate altre minorenni sul web. Il mare magnum di internet si conferma pericoloso. Navigare sul web si può, ma con responsabilità, prudenza e grande attenzione.
A Belluno ha destato preoccupazione stamane l'uscita di 4 mezzi militari Puma dal quartier generale del 7° Reggimento Alpini. Come vedete in queste foto, caricati a bordo di 2 tiri, i mezzi sono partiti alla volta della sede del Comando Militare Logistico di Roma. La precisazione arriva direttamente dall'ufficiale delegato alle comunicazioni, che ha specificato che i mezzi utilizzati nelle missioni del 7° in Kosovo sono considerati a fine vita, poiché hanno superato l'età programmata. Nessun collegamento dunque a operazioni di guerra attuali, come più di qualche bellunese evidentemente oggi ha ipotizzato vedendo questi mezzi che uscivano dal 7° Reggimento Alpini. Un incidente sul lavoro questa mattina poco dopo le 10, quando un operaio 23enne di Marcon, mentre stava effettuando dei lavori sulla linea elettrica, è scivolato lungo la strada che conduce al rifugio Auronzo sotto le 3 cime di Lavaredo, riportando una frattura alla gamba e una lussazione alla spalla. Ha scattato l'allarme lanciato dai colleghi, che hanno inoltre fornito la posizione al 118. Sul posto è volato l'elicottero del SUNDP Vendicatore, con l'operaio veneziano subito trasportato all'ospedale di Belluno grazie al tempestivo intervento del soccorso alpino. E adesso l'obiettivo di rendere Belluno una provincia senza barriere. Oggi a Longarone c'era il ministro per la disabilità, Erika Stefani. Il sogno è quello di una provincia senza più barriere, a prescindere dal genere di disabilità. Se ne è parlato alla fiera di Longarone, con il ministro che, per prima nella storia, ha assunto la delega per un dicastero specifico per queste delicate tematiche. Parlare oggi di barriere significa che intanto purtroppo a volte esistono e ci sono barriere architettoniche, ma forse le barriere più difficili da superare sono le barriere culturali. C'è l'attenzione e c'è la voglia di fare sì che il mondo delle disabilità esca da quel panorama di assistenzialismo e diventi parte piena della nostra società, dei nostri dibattiti, delle agende politiche, delle agende di governo. Discutere di disabilità in provincia di Belluno, con in prospettiva lo svolgimento delle Paralimpiadi invernali, ha portato inevitabilmente l'attenzione su questo argomento. Le Paralimpiadi, i risultati sono un simbolo e noi abbiamo bisogno di simboli e di obiettivi, di energia e di anche un po' anche di stimolo. Le Paralimpiadi sono appunto un momento importante e appunto tanti dicono ma alla fine quelli sono i campionissimi. Non ci dedichiamo solo ai campionissimi, ma quei campionissimi danno la forza proprio a tutti di affrontare anche quotidianamente le proprie difficoltà. Il turismo che riparte anche a Feltre, anche con l'apertura delle torri del Castello di Alboino e l'inaugurazione della sezione archeologica del Museo Civico. La sezione archeologica del Museo Civico di Feltre è realtà. Se ne parlava dagli anni 70, dai tempi della scoperta della splendida e imponente statua di Esculapio, intorno alla quale ora si sviluppa un percorso che permette di rivivere ciò che di risalente all'antica Roma è stato rinvenuto nei secoli scorsi. L'Esculapio è stato rinvenuto a Feltre nel 1974 e per lungo tempo è stato oggetto di deposito presso la soprintendenza. Un lungo restauro l'ha restituito la cittadinanza ancora nel 2015, ma la definitiva collocazione la vede proprio adesso con l'allestimento della nuova sezione archeologica del Museo Civico. Con il QR code si possono avere tutte le notizie relative ai reperti esposti, ma poi con analoghi codici che verranno collocati nei luoghi dove avvennero i ritrovamenti sarà possibile vedere cosa in quei luoghi fu trovato, per un museo che apre i battenti ma che è già destinato ad ampliarsi. In futuro però è previsto un ampliamento e soprattutto per quanto riguarda la casa l'ex casa del custode in fase di ristrutturazione, dove ci saranno ulteriori ampliamenti e approfondimenti che riguarderanno anche altre epoche. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.
Bentrovati al meteo. Aria più fresca dal nord Europa pilota una perturbazione che colpirà solo marginalmente il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di sabato 30 aprile. Sul Veneto al mattino cielo in prevalenza sereno, nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità con possibilità di qualche debole precipitazione sui settori montani alla sera e non si esclude anche qualche locale debole pioggia anche sulle zone interne pianeggianti. Temperature stazionarie molto gradevoli, minime tra 8 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 18 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso il tempo si manterrà asciutto e soleggiato, cielo generalmente sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 9-13 gradi, massime intorno ai 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, prevalenza di sole nelle ore pomeridiane, più nubi con temporali che saranno via via più diffusi. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.